Buongiorno a tutti. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi, io sono l'assessore allo sport e come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta a Portoviro e direi in tutta la provincia di Rovigo il Grand Prix Triveneto di Bodybuilding, che è una gara importante che selezionerà poi atleti per le successive fasi nazionali. E sottolineo che stiamo parlando di bodybuilding naturale, cioè di un'attività sportiva in cui gli atleti raggiungono un ottimo livello di sviluppo muscolare attraverso l'allenamento costante, attraverso l'alimentazione, gli integratori alimentari e tanta buona volontà, quindi senza uso di sostanze dopanti. La volontà di organizzare questo evento in questo territorio era proprio per promuovere il territorio del Delta del Po, in quanto mai nessuno ad oggi non ha mai organizzato un evento di questo tipo. Noi promuoviamo il bodybuilding però in una fase un po' più completa, diciamo. Sposiamo lo sport di per sé, quindi l'armonia fisica e non il bodybuilding estremo. Fondamentalmente il progetto, diceva Mirko, nasce dalla voglia di portare qualcosa di nuovo in una zona che negli ultimi anni è diventata conosciuta e molto ricettiva. Diversificarsi dal fatto delle solite realtà che potevano essere Verona, Padova, Treviso, e quindi c'è stata la volontà di trovare qualcuno che ci supportasse e nel comune si è trovata una partnership importante. Si è sposato questo pensiero e si è arrivati probabilmente a creare qualcosa di interessante, nuovo e che sul territorio porta curiosità. Assessore Capanna, assessore allo sport del comune e della città di Portoviro, 4-5 manifestazioni importanti a Portoviro nei mesi di aprile e maggio. Innanzitutto è importante anche dal suo punto di vista, lei tra l'altro è chirurgo, medico chirurgo e cardiologo, e quindi penso che lo sport sia una delle cose importanti e indispensabili. Però parlava anche fuori onda di importanza dal punto di vista marketing territoriale di queste manifestazioni. Indubbiamente la realizzazione e l'organizzazione di questi importanti eventi sportivi fanno valorizzazione territoriale del territorio, perché saranno delle vetrine mediatiche che promuoveranno l'immagine della nostra città e promuoveranno anche le attività economiche. Ci sarà un indotto perché comunque i partecipanti, gli accompagnatori, il pubblico poi consumeranno, andranno nei ristoranti, andranno nei chioschetti, alcuni si fermeranno anche negli alberghi e nei B&B, e quindi ci sarà tutto un indotto a favore anche delle attività economiche del territorio. L'attività sportiva è molto importante non solo per la promozione della salute, ma anche per il ruolo educativo, formativo, soprattutto nei giovani che ha, e di aggregazione sociale a tutte le età. E ricordo a tal riguardo che in settembre organizzeremo, è in programma insomma, la seconda festa dello sport, dove le nostre società sportive del territorio appariranno, si mostreranno in una vetrina in cui spiegheranno i loro programmi e i loro progetti e informeranno i cittadini di tutto questo.